La sala consiliare del Palazzo Comunale di Sora è stata la cornice della cerimonia di premiazione della 9ª edizione della Borsa di Studio Edoardo Abate. L'evento, patrocinato dal Comune di Sora, ha visto la partecipazione, oltre della famiglia di Edoardo, dei componenti della giuria del concorso, del sindaco di Sora Luca Di Stefano, di molti cittadini e degli alunni degli istituti del territorio. Oggi è la 9ª edizione, io sono molto emozionato perché per la prima volta in veste di sindaco in questo evento dall'alto valore sociale che rappresenta tante realtà scolastiche del nostro territorio. Io ringrazio la famiglia Abate perché Edoardo purtroppo è andato via in maniera prematura, era un ragazzo della mia generazione e un ragazzo speciale, un ragazzo solidale che aveva grande amore per gli altri e io l'augurio che posso fare è che i sentimenti che animavano Edoardo possano continuare a diffondersi e vivere tra i giovani della nostra comunità. La giuria del premio ha scelto il vincitore analizzando le segnalazioni ricevute dagli istituti di istruzione secondaria di secondo grado e quest'anno ha deciso di premiare un'intera classe. Quest'anno siamo stati fortunati perché abbiamo trovato una classe intera che meritevole, perché ha gli stessi ideali che cerchiamo di trovare normalmente nei ragazzi degli istituti di istruzione secondaria di secondo livello. E quest'anno la sorpresa è una sorpresa bellissima perché pone anche un paragone o una similitudine facile con quello che sta succedendo a livello internazionale, e in un momento di divisioni, di opposizioni, come dicevo anche oggi, l'un contro l'altro armato, troviamo invece una classe fatta di alunni, di ragazzi giovani di 16-17 anni che cercano di aiutare i loro compagni più sfortunati o che attraversano dei momenti difficili da un punto di vista medico o comunque sia psicologico. E l'aiuto, la solidarietà che si danno e l'aiuto scolastico ed extrascolastico ci hanno permesso e ci hanno indirizzato tutti, e parlo non solo a nome mio ma anche delle altre due componenti della commissione che sono, e lo ripeto, la professoressa Clelia Di Stefano e la dottoressa Eugenia Natale, nella scelta proprio della 4ª classe dell'ITAS di Sora. I vincitori dell'edizione 2022 della Borsa di Studio Edoardo Abate sono i ragazzi della classe 4ª CMR, Biotecnologie Sanitarie, Relazioni Internazionali e Marketing dell'Istituto di Istruzione Superiore Nicolucci Reggio, sede ITAS di Sora, perché particolarmente attenti ai bisogni dei più fragili, hanno improntato la vita di classe in modo semplice e spontaneo ai valori dell'altruismo e della solidarietà. Questo premio, fortemente voluto dai familiari di Edoardo, è un seme di speranza per sensibilizzare alla disponibilità ed al rispetto dell'altro. Quest'anno devo dire che la manifestazione è stata ancora più calorosa perché la Commissione si è lasciata subito attrarre da questa classe solidale, altruista nei confronti di compagni meno fortunati, e quindi posso manifestare il pensiero che probabilmente questo seme di solidarietà, di altruismo incomincia a dare dei frutti. Siccome la nostra speranza, il nostro obiettivo è quello di sensibilizzare i giovani verso questo comportamento di altruismo, devo dire che siamo particolarmente soddisfatti di questa manifestazione.